Omicidio in piena mattina in via Diaz a Favara, una traversa di via De Mille, nella zona dove era presente fino a qualche tempo fa la caserma dei Carabinieri. Si tratta di Emanuele Ferraro, 40 anni, pregiudicato, che abitava nella zona. L'omicidio è avvenuto intorno alle 9:45. Il corpo è stato rinvenuto per terra nell'atto di uscire dal lato passeggero di un Fiat Fiorino di colore bianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza, guidati dal tenente Giovanni Casamassima, il comandante provinciale dell'Arma Giovanni Pellegrino, il capitano della compagnia di Agrigento Luigi Garrì ed il procuratore Luigi Patronaggio. L'uomo era implicato nella oramai cruenta faida che si sta consumando sull'asse Liegi-Favara e risultava indagato per il tentato omicidio del favarese Carmelo Nicotra avvenuto nel maggio 2017 in via Torino, sempre a Favara. Presente anche un furgone della scientifica dei Carabinieri. Sotto shock i familiari della vittima, spezzati dal dolore alla vista del congiunto defunto. Sul luogo del delitto, immediatamente dopo l'omicidio, secondo alcune indiscrezioni, ma al momento nulla di confermato, sarebbe stato visto scappare un uomo a bordo di una Lancia Y.